Giuseppe Arnone traccia un bilancio polemico sulla saga del Mandorlo in Fiore che si è appena conclusa. Io vorrei che Marco Zambuto, che ho appoggiato e stimato, onorasse il lavoro che ha svolto fino a qualche anno fa, chiamando i giornalisti e fornendo i chiarimenti sulle cose che ora dirò. Marco Zambuto ha parlato di una sagra della fratellanza, dell'amore tra i popoli, presentando i gruppi come gruppi che effettivamente, come il nostro Val d'Agragas, come il nostro Kerkend, venivano dai paesi che venivano a rappresentare. Pare che le cose siano abbastanza diversamente e siamo in presenza di una truffa, quantomeno sul piano morale. Allora, il gruppo della Colombia pare che risieda in Calabria e non in Colombia, a Catanzaro e non a Bogotà. Il gruppo del Messico non risiede a Città del Messico, ma opera e vive abitualmente a Roma. 8 persone del gruppo del Burkina Faso abitano stabilmente a Napoli. Non abbiamo finito. Poi i membri del gruppo etnico del Perù, che noi immaginiamo essere in mezzo ai lama nell'America Latina, stanno invece sotto la Madonnina, la Guglia, la cattedrale di Milano. Poi abbiamo i membri del gruppo dell'Isola di Pasqua, che altro non sono che i componenti di una scuola di danza che opera a Barcellona in Spagna, che è un po' lontana dall'Isola di Pasqua, e questi signori si presentano con musiche nella loro scuola di danza che sono o dell'Isola di Pasqua o della Polinesia. Tutto questo a me appare abbastanza scandaloso, per cui chiedo a Marco Zambuto di chiarire se quello che ho detto risponde al vero o meno. Se rispondesse al vero saremmo in presenza di un'operazione francamente indecente. Lei oggi chiede le dimissioni del medico Aldo Capitano dal Consorzio Universitario di Agrigento. Perché? Ma sono costretto a ripetere i termini che ho appena utilizzato. Nominare Aldo Capitano al consorzio universitario significa una dichiarazione di odio nei confronti degli studenti agrigentini. E Marco Zambuto deve rispondere. Se Marco Zambuto odia l'università, i giovani di Agrigento, gli studenti e per questo ritiene di mandare persone che hanno profili assolutamente discutibili e squallidi come Aldo Capitano, lo dica. Io a giorni chiamerò voi giornalisti, vi piazzerò davanti al mio computer e avrete modo di leggere l'intercettazione telefonica squallidissima, vergognosa, tra Aldo Capitano e il consigliere Giuseppe De Francisci, che traccia un profilo di Aldo Capitano come uno che va cercando posti nei consigli di amministrazione e nelle commissioni, praticando il voto di scambio. Scandali, 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 fango sulla faccia di noi agrigentini. Io sfido ancora una volta Capitano, glielo ripeto, tu sei diventato proprietario di una villa che vale milioni di euro grazie ad una serie di imbrogli di funzionari infedeli. Se hai il coraggio, caro Capitano, querelami.